Buon 25° anniversario alla Protezione Civile Ambientale di Bussolengo da parte del Centro di Servizio per il Volontariato di Verona. È bello vedere come tante realtà della nostra provincia, della nostra città, iniziano ad avere 25, 30, 40 anni, segno di un volontariato che c'è, che continua la propria opera, che si impegna tutti i giorni, a tutte le ore, nei vari ambiti della società civile. Quindi buon anniversario e buona vita. 25 anni per una grande associazione protezione civile, non potevo non mancare, non solo per rappresentare come vicepresidente del Consiglio regionale la regione, ma anche da ex assessore alla protezione civile per tanti anni, e ho visto nascere questa associazione, quindi presente per un compleanno ma anche presente per riconoscere il valore del volontariato, e quindi grazie alla protezione civile ambientale. Stasera partecipo in veste di rappresentante sia della Croce Bianca ma anche dell'unità di protezione civile della Croce Bianca a questa bellissima manifestazione indetta dalla PAC, Protezione Ambientale Civile, che compie il suo 25° compleanno. Sappiamo tutti, perché conosciamo quello che la PAC fa sul territorio, e siamo molto contenti di far parte anche di questa grande famiglia, perché vuol dire che in mezzo all'unione che ci lega è proprio la solidarietà e la disponibilità di donare il nostro tempo e le nostre capacità per tutti quelli che le richiedono. È una bellissima festa, come si può vedere ci sono moltissime persone, tutti operatori del settore, e questo ovviamente mi fa molto piacere, perché vuol dire che il mondo del volontariato sta entrando prepotentemente nel mondo civile, nel mondo comune. Speriamo che questa voce, che ovviamente tutti i giorni è presente con molta umiltà e anche nascosta, venga riconosciuta un po' da tutti, soprattutto anche dalla politica, perché effettivamente il volontariato sta dando molto alla cittadinanza, all'Italia, e soprattutto è una forza molto importante per portare avanti questo messaggio. Buonasera, siamo qua alla cena consueta della Protezione Civile, dove io faccio parte, sono anche presidente del Circolo Noi, e auguri a tutti di buon anno e buon Natale a voi e famiglie. Questa sera mi trovo qui come ospite della protezione ambientale, della protezione civile di Ivano, il presidente Ivano Zamboni, e loro per me sono i miei angeli custodi, come amo definirli, perché io faccio le traversate dei laghi d'Italia e loro mi seguono in acqua. L'anno scorso abbiamo fatto la traversata del lago di Garda per il largo, abbiamo fatto Padenghe, Peschiera, perciò passando dalla Zise, una trentina di chilometri, e loro sono sempre dietro di me che mi sorreggono, mi proteggono e mi stanno vicini. Saranno impegnati con me anche nella traversata del Canal Grande e soprattutto nella traversata del lago di Garda per il lungo, che sarà ad ottobre l'anno prossimo. Saranno 60 chilometri, 35 ore in acqua, e loro saranno vicini a me, sempre, perché sono i miei angeli custodi, perciò li ringrazio. È un onore per me essere a questo evento meraviglioso, sempre ben organizzato, con tantissime persone.